Eccoci qui, adesso abbiamo questo ultimo capitolo che però è particolarmente importante, che si collega anche agli altri che abbiamo affrontato questa mattina. Parliamo di nutrizione, lo facciamo con la dottoressa Michela Trevisan che ci è venuta a trovare, biologa nutrizionista. Perché è così importante, insieme a quello che abbiamo detto, prestare attenzione anche a quello che mangiamo? Perché l'alimentazione, io dico, può fare il bello e il cattivo tempo nel nostro corpo, nel senso che ci può aiutare a funzionare bene anche durante la meditazione o può esserci d'intralcio, può farci lo sgambetto, può peggiorare la capacità di concentrazione, di rilassamento, come anche può favorire lo sviluppo delle malattie che noi abbiamo sempre scritte nel nostro DNA, che ereditiamo. Noi ereditiamo tante belle cose, magari gli occhi azzurri e l'essere alti, cioè gli uomini magari muscolosi, ma ereditiamo anche delle malattie. E l'alimentazione, lo stile di vita, la meditazione, lo yoga sono tutte componenti importantissime per far sì che queste malattie o non si manifestino mai o si manifestino il più tardi possibile durante la vita. Ecco, a proposito di questo, io voglio mostrare un attimo il libro che lei glielo rubo un attimo, Vita lunga e in salute, il libro che lei ha appena pubblicato assieme a Linda Busato, è un manuale sostanzialmente Sì. Per cercare di preservarci il più a lungo possibile. Esatto, sì, e il più a lungo possibile in salute, perché adesso uno dei problemi grossi è quello che viviamo molto a lungo, viviamo più a lungo di un tempo, ma ci ammaliamo prima. I bambini sono quasi tutti ammalati, già perché i bambini che hanno allergie o tantissimi bambini diabetici, celiaci, obesi, che anche quello dobbiamo ricordare che è una malattia. Quindi lo stile di vita, che comprende l'alimentazione, appunto la meditazione, l'attività fisica, sono tutti strumenti importantissimi che noi ogni giorno possiamo mettere o non mettere in pratica, e in questo modo possiamo vivere più a lungo, magari più in salute, oppure ammalarci prima secondo che questi strumenti, di come usiamo questi strumenti. Allora, noi occidentali amiamo la scienza e ci basiamo sulla scienza, mentre tutto quello di cui abbiamo parlato questa mattina spesso si ispira a filosofie e metodi che vengono dall'altra parte del mondo, le famose filosofie orientali. Questo è un connubio delle due cose? Certo, è una via di mezzo? Un incontro? Sì, perché ormai tutti gli studi scientifici dicono che l'alimentazione deve essere basata sui vegetali. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire necessariamente che dobbiamo mangiare solo frutta e verdura o alimenti di origine vegetale, ma che ogni pasto deve essere basato fondamentalmente sui vegetali, quindi avere una buona percentuale, almeno un 50% tra frutta, verdura, a partire dalla prima Quando diciamo colazione in vegetali poi. non sono comprese le patatine fritte. Esatto. E poi metterci insieme qualcosa che sia di buona qualità chiaramente ci aiuta, perché per esempio un cereale integrale avrà delle sostanze, un riso integrale avrà delle vitamine interessantissime del gruppo B, avrà delle fibre che aiutano l'intestino, che aiutano tutto il nostro corpo a funzionare meglio, che se è raffinato, se è riso bianco non avrà più. Quindi quelle sostanze se non ci sono nel pasto, il nostro corpo non se le può inventare. Quali sono gli errori più vistosi che commettiamo tutti quanti? Allora, secondo me il primo è quello di consumare zucchero, perché lo zucchero, io vedo sempre di più anche con le persone che seguo in studio, dà tantissima dipendenza e cambia proprio la chimica del cervello, fa apparire delle false necessità. Quando noi consumiamo zucchero magari a colazione, poi durante la giornata ci sentiamo dei crolli, ci sentiamo un po' giù e diciamo ho bisogno di qualcosa per tirarmi su. E allora vai con il caffè o il dolcetto, la caramella o il pezzo di pane, il crackers, che sono tutti zuccheri raffinati alla fine. E questo tra l'altro, cambiando la chimica del cervello, altera anche
la capacità di concentrazione, la capacità poi che ci serve per imparare ad esempio a meditare, no? Come si parlava prima, o a praticare yoga in modo sereno, a essere in contatto con noi stessi. E questo lo vediamo tanto ad esempio sui bambini che non riescono più a giocare dei giochi tranquilli, cioè già da lì sono parte iperstimolati. esatto, Anche perché mangiano troppo zucchero. certo, anche dall'alimentazione carente e iperstimolante. Allora, lei qui in questo libro si occupa della terza età, ma quello che mi sembra di capire è che la terza età alla fine non esiste, bisogna cominciare molto presto a pensare a queste cose. Certo, perché per prevenire i disturbi della menopausa, cosa si fa? Si insegna ai bambini a mangiare i legumi, alle bambine insomma, ma anche ai maschi fa bene, perché aiuta a tutelare ad esempio la prostata, oppure a regolare bene il colesterolo. Mentre e tante sulle bambine volte cosa fa? alle bambine invece previene i disturbi della menopausa, nel senso che se una bambina impara a mangiare i legumi da piccola, poi diventerà un atto spontaneo, un gesto spontaneo, sarà un piatto che le mangia perché le piace, non perché fa bene, perché molto spesso noi ci autocondizioniamo, ci vietiamo delle cose perché decidiamo che ci fanno male e ne mangiamo altre che magari ci piacciono meno, alle quali non ci siamo lasciati il tempo di abituarci perché pensiamo che ci facciano bene. Però non le mangiamo così volentieri, e il fatto di mangiare volentieri anche quello fa parte dell'effetto sul cibo. Assolutamente, ma quindi assolutamente. Una bambina che Della scelta mangia del cibo senz'altro. Cioè, secondo lei ci si può comunque, scusi che le sistemo il microfono perché vedo che c'è qualche problema e la regia poi, ecco qui, perfetto, tutto in diretta succede. No, cioè, secondo lei comunque cose che potrebbero non piacerci alla lunga potrebbero diventare invece un piacere per noi? Ma certo, il vantaggio che abbiamo è che siamo degli animali adattabili. Ah. Quindi quello che non ci piace oggi molto probabilmente ci piacerà tra 10 anni magari, oppure la settimana prossima. L'importante è iniziare, secondo me, a cambiare alimentazione inserendo delle cose che ci piacciono e magari trovare delle ricette per trasformare quelle che in quel momento non ci piacciono tanto. E quindi utilizzare delle salsine per condire un po' sfiziose, magari a chi non piacciono le verdure può aggiungersi delle salsine tipo, io consiglio spesso la senape, oppure mettere dentro delle olive, oppure aromatizzare con quindi cambiare un po' il sapore alle esatto, cose per ingannare, sì, diciamo, le prime volte. Per abituarsi anche alle nuove consistenze, ai nuovi sapori, un po' alla volta. Man mano che noi ci disintossichiamo dagli alimenti industriali, il nostro corpo impara ad apprezzare gli alimenti più naturali e alla fine li mangeremo molto più volentieri. Poi questo diventa un problema quando si va fuori a mangiare, però, perché se ci si abitua troppo bene dopo si fa fatica. Qualche volta si può anche sgarrare, no? Sì, Alla sì. fine se i fondamentali sono in regola, Sì, anche è quello che, forse danneggia certo. meno. Però bisognerebbe che anche i ristoratori si abituassero. Credo che quando lei parlava prima di lievito madre, è una cosa che abbastanza sta cominciando a circolare per i panificatori, le pizze, sì. E anche cereali integrali si vedono nella ristorazione sempre più spesso. Alla fine le regole le fa il mercato, se il mercato richiede anche la ristorazione si adeguerà. Sì, però appunto è il consumatore che apre il portafoglio e quindi che regola il mercato. Sì. Senta, adesso va tanto di moda il digiuno o qualcosa che assomiglia al digiuno. Che cos'è? Perché fa bene? Allora, il digiuno è una pratica che è sempre esistita. Anche all'interno delle religioni ci sono comunque dei periodi in cui si mangia di meno o in cui si digiuna, dei periodi che possono essere dalla mezza giornata a una giornata, oppure un giorno alla settimana, o i 40 giorni, no, della Quaresima in cui si sospendono alcuni cibi. E la scienza adesso sta
sta studiando tutti questi digiuni, che vengono chiamati per lo più digiuni intermittenti, in cui un giorno alla settimana, 2 giorni alla settimana, oppure per un periodo di più giorni cambiamo alimentazione. Digiunare non vuol dire solamente, come tante volte si pensa, non mangiare assolutamente nulla, bere solo acqua, ma vuol dire non fornire al corpo o una parte delle calorie che è abituato a ricevere, quindi mangiare di meno, semplicemente saltare una cena è già un digiuno. Oppure togliere completamente la carne, ad esempio i prodotti animali per un periodo, per chi li mangia. Insomma, ci sono tante modalità. Poi c'è anche appunto questa dieta mima digiuno studiata dal dottor Longo, in cui praticamente si mangia, però si mangiano quantità calibrate di carboidrati, proteine e grassi, di modo che a noi sembra di mangiare, ma al corpo sembra di rimanere in digiuno. Ma che cosa il succede? Digiuno è un antinfiammatorio per eccellenza, è un anti-aging, come si va di moda dire adesso, per eccellenza, nel senso che ci fa ringiovanire o ci aiuta a invecchiare più lentamente, perché tutela il nostro DNA, tutela i cromosomi, tutela di modo da farli invecchiare un po' più lentamente. Ci sono proprio degli studi, ad esempio, interessanti sui cromosomi e su quanto, diciamo, allunga la vita, per esempio mangiare meglio, oppure smettere di fumare, oppure gestire meglio le emozioni. Ad esempio, mangiare meglio allunga la vita di circa 4 anni e mezzo, la vita in salute, ecco, la salute è di 4 anni e mezzo, e la stessa cosa lo fa smettere di fumare. Quindi se una persona contestualmente smette di fumare e anche mangia meglio, ha 9 anni in più di vita in salute. Gestire le emozioni sono 6 anni in più, quindi questo ci fa riflettere molto anche sull'importanza di mettere in atto. Visto che siamo la generazione del dopoguerra sostanzialmente, sì, che ha vissuto tutto, il benzene, sì, tutta la chimica, il DDT, certo, qualsiasi tipo di prodotto ce lo siamo ormai ingerito, forse la medicina riparativa, esatto, in questo caso con la nutrizione è la scelta migliore per riparare a danni di tanti anni in cui forse non eravamo per niente consapevoli, tanto per usare una parola che abbiamo usato molto questa mattina. Sì, certo, certo. Senta un po', la scoperta del DNA, lei adesso ha fatto riferimento proprio a questo, sta cambiando anche il modo, l'approccio della nutrizione? Allora, lo sta cambiando molto, anche perché una scoperta molto importante e interessante, di cui si parla molto ultimamente, è il fatto che noi abbiamo un nostro DNA e noi siamo portati a pensare che tutto dipenda da quello, ma in realtà il modo in cui si manifesta questo DNA dipende dal DNA della flora batterica che sta nel nostro intestino, della flora batterica che sta sulla pelle, che sta in tutte le mucose del nostro corpo, e quindi si condizionano in qualche condiziona in modo molto importante. Infatti, per fare un esempio, anche la celiachia, di cui si parla molto adesso, si è visto che dipende da alcuni gruppi di batteri che possono essere presenti oppure no nei bambini, nelle persone che poi si ammaleranno. Quindi noi mangiando diamo da mangiare o nutriamo esatto, cose negative o positive, esatto, del nostro organismo. Insomma, l'argomento è molto vasto, interessante, l'abbiamo capito. Chi vuole approfondire può andare il 21 di giugno a questa bella giornata di Yoga Day a Treviso, oppure contattare direttamente la dottoressa Trevisani, che ringrazio di essere stata con noi questa mattina. Purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ci dobbiamo salutare, ma casomai torneremo sull'argomento. Grazie ancora e buona giornata.